Dobbiamo essere mossi da emozioni, ma da fede e credere alla fedeltà di Dio. Dobbiamo andare a Lui per ogni cosa, dobbiamo amare il giudizio di noi stessi e dobbiamo esaminarci prima di sederci alla tavola che Lui imbandisce. Se Dio dà ai pietosi che pregano e mai condannano, Egli vuole farci sapere che non possiamo aspettarci nulla di buono da noi, che Dio ci aiuti a comprendere la più alta espressione della potenza di Dio, la salvezza in Gesù suo figliuolo. Se guardiamo addietro riconosciamo che le sole vere gioie, oltre ai conforti ricevuti da Signore, sono state quelle poche volte che in mezzo a qualche grande afflizione nostra abbiamo avuto l'opportunità di fare del bene a qualcuno. Per amore di Gesù, e poi ci siamo nascosti su Sorgete ed ora davvero comincia la vera comunione con Gesù Cristo, servendo Lui in ispiglio nel suo tempio. Chi cerca Dio nella perfezione non troverà mai il proprio riposo.